Solo 3 punti per la Fezzanese in questo difficile avvio di campionato. Almiro Luperi arriva a una big di girone come il Follonica Gavorrano che dopo l'inizio col freno a mano tirato ha trovato 2 vittorie nelle ultime 4 gare. Avvio forte dei Verdi che colgono il palo su un cross deviato dalla sinistra e che per primi passano in vantaggio. Traversone da destra in cornata di Cantatore, parabola beffarda che infatti beffa. L'estremo ospite vale il vantaggio dei padroni di casa. La formazione di Masi si butta in avanti e 2 minuti più tardi va dal dischetto perché in aria c'è questo intervento ai danni di Este. Dagli 11 metri Capitan Lossicco nonostante l'intuizione di Pucci, 1-1 dopo 10 minuti e risultato che cambia nello stesso modo alla mezz'ora. Kernezza infatti slalomeggia in aria e viene atterrato, secondo rigore di giornata e secondo gol di Lossicco che questa volta spiazza l'estremo avversario. Traversa della Fezzanese tra le immagini più importanti della ripresa, poi un rigore reclamato dai padroni di casa per questo atterramento che però sembrerebbe fuori area, anche se in ogni caso il direttore di gara aveva lasciato giocare. Il rigore per gli ospiti arriva alla mezz'ora, D'Agata letteralmente trebbia un giocatore avversario, dal dischetto si presenta Bruccini, il rigore non sarebbe calciato neanche male, ma la parata di Antonini è superlativa e vale 3 punti. Non succede più nulla infatti e il Follonica centra la seconda vittoria di fila. Si torna in campo mercoledì per la Fezzanese, trasferta a Foligno.